Dopo la tempesta Vaia vendo un rene per aggiustare la mia casa, 60.000 euro. Il post, comparso nei giorni scorsi su Facebook e poi censurato dal social network, è di una 53enne di Longarone che ha deciso di lanciare la provocazione per rendere nota la disperazione di chi, come lei e la sua famiglia, sono ancora senza una casa dopo la devastante tempesta di fine ottobre. Da allora la donna, assieme alla figlia e al nipote, è costretta a vivere fuori casa in un appartamento prestato da un'amica, ma non si può andare avanti così a lungo. Il costo per sistemare l'abitazione devastata dal tornado sfiora i 70.000 euro, 20.000 sono già stati spesi per sistemare il tetto. Del risarcimento promesso ancora non si è visto nulla, denuncia la signora, che ha così deciso di lanciare via social questo appello provocazione, e se il messaggio è stato poi oscurato da Facebook, qualcuno l'ha presa sul serio, tant'è, ed è questo l'altro aspetto sconcertante della vicenda, che la donna è stata pure contattata da persone interessate all'acquisto del rene.